Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Attila Total War. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente nella nostra penisola italica con le nostre unità e principalmente il nostro impero romano d'Occidente. È il 396 d.C., quindi stiamo resistendo pian pianino alle ondate che provengono da nord e da nord-est. Vi ricordo che qui vi è un piccolo esercitino avversario, quindi intanto è il caso di passare il turno perché abbiamo finito tutte le nostre mosse e vedere un po' cosa succede. Oggi non ho ragazzi tantissimo tempo, quindi il video cercherò di farlo non molto lungo, anche perché è l'ora di pranzo, quindi tra poco dovrò andare. Comunque volevo giocare un pochettino a Rom e visto che sto continuando la campagna ve la volevo far vedere. Abbiamo un'altra battaglietta qui davanti a noi, è meglio risolverla automaticamente. Qualcuno di voi mi ha consigliato di combatterla lo stesso, però sono sempre 1600 unità e quindi non conviene ragazzi combattere, perché davvero sarebbe una battaglia noiosissima e comunque anche se andassi a uccidere un po' di truppe in più sicuramente non sarebbe una battaglia proprio degna di nota. Ecco, appunto, abbiamo un'altra battaglietta qui nel nord. Sono sicuramente battaglie che già avevamo previsto, però adesso che ci penso qualcuno di voi mi ha affermato che è possibile abbandonare la città, quindi adesso vediamo se si può fare. Ecco, appunto, le truppe dei barbari avanzano nel nostro impero come ovviamente avevamo già previsto. Addirittura continuano gli Iuti ad attaccare, ad assediare Camdolium. Eccola qua. Vediamo di tentare una risposta aggressiva, ma le nostre unità sono sull'orlo di crollare. Ragazzi, ovviamente rendiamoci conto, stiamo utilizzando un impero già in declino e queste mosse erano già previste da parte degli avversari, proprio perché abbiamo visto che la nostra missione principale era quella di sopravvivere fino all'anno 400. Addirittura dobbiamo partecipare con l'impero romano d'Oriente a questa guerra, quindi accettiamo l'offerta. E vi rendete conto ragazzi? Attenzione, i Caledoni attaccano la cittadina di Eboracum, l'attuale cittadina di York. Ancora, eccoli qua. E finalmente vediamo un po' che succede. Una battaglia finalmente importante. Abbiamo 105 unità nel sud che ci possono dare una mano, 1833 barbari contro 1648 unità dell'impero romano d'Occidente. Ragazzi, questa è una battaglia che possiamo combattere, spero di combatterla bene. Non sono molto bravo a combattere le battaglie in questo nuovo ROM, però cercherò di essere all'altezza. Abbiamo anche un trabucco, quindi ragazzi attenzione. Battaglia di Vienna 396 d.C. potrebbe segnare la distruzione della fazione dei Suebi, quindi molto ma molto attenti. Abbiamo da una parte la legione 22esima primigenia, dall'altra parte gli uccisori, Suebi, barbari, persone che non hanno neanche l'idea di che cosa sia la civiltà. Abbiamo la guarnigione però, uscirà dalle mura per darci una mano. Intanto io adesso stoppo il video e ci vediamo nel campo di battaglia. Ed eccoci ragazzi nel nostro campo di battaglia. Battaglia di Vienna abbiamo detto, 396 d.C. Oggi le condizioni meteorologiche non sono proprio ottimali. I nostri soldatoni oggi si beccheranno un bel po' di pioggia battente sulle loro teste. Abbiamo in prima linea le Levis armature, quindi sicuramente fanteria leggera di schermagliatori a coprire la prima linea. Spareranno un bel paio di colpi oggi e dopo si ritireranno con la modalità schermaglia, quindi vediamo di attuare la modalità schermaglia per portarle dietro. Seconda linea, lancieri foderati, lancieri non diciamo proprio contadini, ma leggermente addestrati, infatti detengono una leggera possibilità in più di sopravvivenza. Seconda linea, colonna portante dell'esercito, corti, come potete vedere sono unità da corpo a corpo. A sinistra vedete le loro caratteristiche e ovviamente le nostre catapulte, gli onagri, spareranno oggi proiettili infuocati, i quali più che altro no, quali proiettili infuocati? Oggi piove, quindi sicuramente non avremo. Vabbè, spareremo un primo colpo infuocato e vediamo che cosa succede, perché visto che ha un danno esplosivo può causare più danni. Il nostro generale e 2 unità di cavalleria corpo a corpo nel lato destro. Iniziamo la battaglia. Allora, io direi ragazzi di avanzare leggermente. Il nostro onagro ancora non è in tiro in portata. Avanziamo con queste unità di cavalieri sulla destra. Il nemico propone davanti frombolieri germanici. Abbiamo anche rinforzi che arrivano sul campo di battaglia. Questa cavalleria si unirà alle altre. E gli avversari propongono, quindi abbiamo detto, l'onagro a breve entrerà in portata. Archi germanici,
reclute, bande germaniche. Io direi di far fuori prima le bande germaniche, tutte queste le possiamo spazzare poi via con la cavalleria. L'onagro, ragazzi, entra in tiro finalmente, possiamo adesso tentare. Ecco qua, partono già i primi proiettili incendiari. Vediamo un po' quello che succede. Incendiano nonostante la pioggia leggermente il campo di battaglia. Attendiamo gli avversari, intanto con le cavallerie facciamo un bel giro. Hanno anche loro cavallerie, quindi attenzione, portiamole tutte sul lato sinistro, destro. Lancieri qui per aiutare la cavalleria. L'onagro continua a far fuoco. Hanno molti più arcieri di noi, quindi molti più schermagliatori. Conviene far presto con il nostro onagro. Attiviamo il caricamento rapido. Ecco che incendia e distrugge buone unità nemiche. Già ha fatto fuori diversi avversari. No, se possiamo continuare a far fuoco. Ancora la pioggia battente sul nostro capo. Partono i proiettili con l'onagro, ragazzi. Vediamo quello che combinano questa volta. Ed ecco che continuano a beccare una buona parte di personcine. La cavalleria nemica parte. Andiamo a farla incontrare con le nostre unità di lancia che arrivano. Ragazzi, l'onagro adesso spariamo normalmente. Eccoci qua, testuggine difensiva. Eccoci qua, lancieri dritti sulla cavalleria. Gli schermagliatori ovviamente se ne vanno un tantino dietro per riuscire a colpire le truppe nemiche. Ecco che partono. Perfetto. Ecco le lance sulla cavalleria. Questa cavalleria noi la portiamo adesso qua. Vediamo di intrattenere questi bersagli. Partono intanto i nostri coorti. Con le lance cerchiamo di bloccare l'avanzata nemica e dopo attacchiamoli immediatamente con le spade. Ed ecco che un'unità di corti va avanti per cercare di raggirare gli avversari. Gli schermagliatori sul lato, altri schermagliatori sul lato per cercare di colpire. Il generale si introduce in battaglia. Eliminiamo anche qua. Ancora continuiamo. Un'unità di spadaccini vanno avanti. Cerchiamo di attaccare dalle retrovie. Testuggine offensiva. Si continua a spingere. Gli schermagliatori tentano un attacco disperato. Un'unità di spada la portiamo da questa parte. Intanto gli schermagliatori continuano a bersagliare. La cavalleria torna in battaglia, purtroppo. Le cavallerie adesso disponibili e partono immediatamente all'attacco degli schermagliatori avversari con la velocità aumentata. Fuoco in centro. Continuano. Vediamo se possiamo portare questi schermagliatori in avanti. Anzi, continuiamo a far fuoco sulla cavalleria. Ancora l'onagro fa fuoco in mezzo. Cavalleria nemica sveglia. Con un paio di lance la buttiamo a terra tra poco. Un'unità di cavalleria da questa parte. Un'altra unità, attenzione a queste spade che fanno davvero male. Portiamo avanti i nostri schermagliatori. Facciamo aprire il fuoco in questa zona. Perfetto. 2 qua. Portiamo le nostre spade in avanti. Schermagliatori pronti al fuoco su questa cavalleria. Dimezziamola. Avanti ragazzi, che stanno per attaccare le nostre unità di spada. Becchiamole alle retrovie. Ed eccoci, pronti al combattimento ragazzi. Le nostre cavallerie stanno facendo fuori questa ultima unità di schermagliatori nemici. I nostri schermagliatori hanno mandato in fuga questi altri. Avanziamo. Cavallerie, ottimo lavoro. Andiamo a riprendere questi altri. Perfetto, portiamo altri schermagliatori in avanti. Perfetto, attendiamo ragazzi l'arrivo delle nostre cavallerie. Per favore ragazzi, mettetevi a correre e non perdiamo tempo. Perfetto. I lancieri ancora vanno all'inseguimento di questi ultimi schermagliatori nemici che giustamente tentano la fuga. Altre lance arrivano su questi nemici. Facciamo un giro di lato così riusciamo a beccare gli avversari dalle retrovie. Vediamo un po'.
I nostri uomini partono all'inseguimento. Giustamente abbiamo due unità di schermagliatori che entrano finalmente a portata delle unità avversarie. Cadono diversi uomini sotto il primo fuoco avversario, il primo fuoco alleato. Il loro generale è stato ucciso. Eccellente. Perfetto. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Non facciamo fuoco con i nostri schermagliatori. Arrivano ecco, vittoria ragazzi. Avete visto la prima battaglia in Rome 2 Total War, finalmente in Rome 2 in Attila Total War, finalmente ben equilibrata. Abbiamo stracciato gli avversari. Complimenti anche all'Onagoro che ha indebolito le unità spaventandole, facendo leva sul morale. Ottimi gli schermagliatori, hanno quasi ucciso gli schermagliatori 134, 108, 24 e 65, quindi hanno ucciso quasi insieme 3 unità. I corti ovviamente ci hanno aiutato. Terminiamo la battaglia. Bella battaglia. Abbiamo ucciso ragazzi 1400 uomini, gli sono rimasti 4 gatti. 6 minuti di battaglia. Noi ne abbiamo persi 670, tanti. E c'è bisogno di truppe fresche che sostituiscano i caduti. Se un esercito si trova in una provincia amica e non è impegnato in una marcia forzata, il reintegro dell'unità sarà automatico. La velocità di ripristino delle truppe è maggiore quando un esercito è adunato. Maggiore sarà la vicinanza dell'esercito a una provincia che disponga di nuovi... Beh ragazzi, vediamo un po' quello che succede. Ecco, è partito di nuovo il nostro Getuli. Addirittura nel sud ci stanno rompendo le scatole. Ancora innobbati. Non vi offro mia figlia. Andatevene a quel paese. Guardate quante nazioni che ci hanno dichiarato guerra. I Budini. L'Illiria addirittura. L'Illiria. La Mauretania per adesso è in ribellione. Insediamenti razziati. Investimento militare nemico. Addirittura. Nemico ucciso in battaglia. Perfetto. Attività di un agente ostile. E fame nel nostro impero. Un'altra ribellione imminente. In pannone da tutte le parti. Allora, per questo vi ho detto che dobbiamo diminuire il nostro come dire, la grandezza del nostro impero. Per esempio, vediamo un po' i dettagli della guarnigione. Ricerca edifici. Vediamo un po'. Io con questa unità me ne devo andare. Me la devo dare a gambe. Vediamo se mi posso spostare per esempio di qua. Perfetto. Ce ne scappiamo da questa parte. Come si fa ad abbandonare un accampamento? Vediamo un po'. Allora, ci deve essere un modo per farlo. Qualcuno di voi mi ha detto abbandona l'accampamento. No, questa è la ricerca edifici. Crea forze. Azione. Forse è qui. Sommario. No. Resoconto. Vediamo un po'. Province. Non so ragazzi come si abbandonano. Magari se riuscite a spiegarmelo. Come si abbandonano le città. Intanto con questa unità cerchiamo di far fuori le ultime unità avversarie. Che sono qui. Ecco, tentano la fuga. E ci riescono. Perché ci fregano. Non possiamo più prenderla. Vediamo se con questa possiamo farcela. Ci possiamo fare prendere in giro. Sempre con questi punti. Ecco, ovviamente ci dobbiamo fare conquistare un'altra città. Perché le nostre unità non riescono a fare 2 passi qui. Va bene. Vediamo se questo esercito qua sotto. È solo il generale. Probabilmente mi avete detto di eliminarlo. Perché congedarlo. Perché consuma davvero tanto. Allora va bene. Allora, vediamo un pochettino. Aggiungiamo qui dei campi di grano per aumentare la produzione di cibo. Vediamo qui. Ecco, per esempio, a Taranto un nuovo terreno. Purtroppo abbiamo solo un sito di costruzione per via delle poche monetine. Creiamo un altro sito di costruzione. Ci lanciamo, ragazzi, questa volta sempre nelle provviste militari. Così abbiamo più munizioni per i nostri arcieri, per tutto in pratica. Siracusa. Ajax. Aumentiamo anche a Palma di Maiorca le possibilità di espansione. Bene, vediamo un po' qua invece nel nord. Ecco, non capisco come si fa a lasciare una provincia. Non lo so. Non capisco come si fa a lasciare una provincia.
Vediamo invece qua, per esempio. Allora, qua ragazzi ci stanno in pratica distruggendo. Clicca per ordinare il smantellamiento dell'edificio. Ah! 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 Ecco qua. Allora, abbiamo Siscia. Clicca per abbandonare questo insediamento nel prossimo turno. Abbandono. Abbandoniamo anche Siscia. Abbiamo abbandonato Salona. Che Salona è... Dov'è Salona? Salona... Dov'è Salona? Questo? Wow. Sì, perché sono qua gli avversari. Lo abbandoniamo. Abbandoniamo anche Sirmium. Perfetto. Siscia. Lo abbandoniamo. Domavia lo abbandoniamo anche. Lasciamo perdere anche questa Savaria. Ecco qua, così generiamo anche profitto. Quest'altro lo lasciamo pure perdere. Perfetto. Virnium, Augusta Vingdelorum è qua sopra. Questo pure, via. Tutta questa zona la abbandoniamo, ragazzi. Qua dobbiamo concentrare un forte esercito invece. Quindi dobbiamo creare delle nuove forze. Magari qua, per esempio, creiamo un nuovo esercito. Eccolo qua. L'abbiamo messo, dov'è? Eccolo qui, con un nuovo generale. E dobbiamo reclutare immediatamente delle nuove forze. Quindi prepariamoci a reclutare delle nuove unità. Stiamo potenziando anche il cibo. Questi maledetti cerchiamo di distruggerli appena possiamo. Intanto io attiverei la modalità marcia forzata al più presto. Per niente, non posso proprio muovermi. Volevo portare queste unità un pochettino più a nord. Non è possibile, dobbiamo rimanere qua. Sui mercenari neanche. Ok, ci mettiamo modalità normale. Normale. Quindi ragazzi, per adesso questo territorio lo possiamo tenere. Qua abbiamo un esercito ribelle che rompe le scatole. Con questa unità a breve ce ne andremo via. Tanto perfetto. Nel sud qui abbiamo una legione che dobbiamo far imbarcare al più presto, perché non possiamo fronteggiare un esercito di questo calibro. Quindi prima di perdere la legione noi ce ne andiamo e ci ritiriamo a Palma. Anzi, ci ritiriamo verso questa città. Scusa, ho cliccato un tasto che non va. Abbiamo qui un altro piccolo esercito che possiamo far avanzare. Con la marcia forzata lo portiamo fino al confine dei Pirenei. Mi aveva detto di rifugiarmi sotto i Pirenei, ma io ragazzi un impero così vasto non riesco a tenerlo con 3 eserciti. Quindi ce ne andiamo tutti in Italia e ci difendiamo solo l'Italia. Nel prossimo turno guadagneremo abbastanza. Qui non possiamo reclutare nulla, però possiamo passare il turno dopo aver salvato. Finito il turno, questo personaggio... Sì. Bene, abilità legato, che significa ambasciatore in latino. Integrità e autorità. O addirittura sentinella, difesa no, leviamone una. Come si fa? Resetta. Allora, uno qui, Dux... Ordine pubblico, difesa, questo qui dell'ordine pubblico, perfetto. Abbiamo Ilario, un altro comandante, al solito. Questa volta gli mettiamo difesa, fanteria, addestramento per il molario per la fanteria reclutata, perfetto. E quest'altro generale che nella zona dell'Africa gli aggiungiamo anche questa. Dov'è questa legione? Nel nord. Ok ragazzi, passiamo il turno, vediamo un po' che mosse faranno i nostri avversari. Io sto giocando al massimo, gli Alani addirittura tormentano l'impero romano d'Oriente. Gli Ostrogoti addirittura, Siscia, provincia che deve essere... Quanto sono? Wow. Non capisco perché abbiamo questo vantaggio con 4 gatti, ma possiamo lasciar perdere. Sconfitta decisiva. I Vandali attaccano quest'altro territorio, sempre nella zona della... come si chiama? Ex Jugoslavia, Romania, tutti quei territori della Bulgaria. Sassoni, addirittura l'impero Sassanide attacca l'est. Gli Unni ancora non si vedono. Impero Romano d'Oriente, Gepidi, Sirmium. Questo dov'è Sirmium? Mi sembra di averla abbandonata Sirmium. Sì, mi sembra di sì.
Getuli attaccano Costantina. Ah, dobbiamo abbandonare anche queste città qui, Lasciamo. Così avveniva, ragazzi, nella storia dell'impero romano. Tutte queste cittadine cadevano così. I grandi onde barbariche, proprio orde di uomini, andavano ad attaccare completamente tutte queste cittadine piccole, senza uomini, corrotte, e ovviamente andavano a conquistarle, distruggendo tutto quello che avevano davanti. Semplice. Ecco perché voglio ritornare alle origini. Torniamo solo in Italia, difendiamo tutti i confini, via mare, via terra. Appena abbiamo un introito di denaro di 3.000-4.000 soldini al turno, allora sì, possiamo creare 3-4 eserciti e distruggiamo tutto quanto. Anche perché questi barbari si ammazzeranno poi tra loro per contendersi le terre, quindi saranno in guerra l'uno con l'altro, che sono incivili. Noi possiamo sfruttare questo, o almeno me lo auguro. Che si è bloccato? No, speriamo di no. No, meno male. Abbiamo finito? Che succede? Ah, una nuova battaglia a Londra. A quanto pare ci attaccano le forze nemiche. Eccole qua. Tentano un assalto. Noi in questo caso avremo ottime opportunità di vittoria. Non so se combatterla questa battaglia, ragazzi, perché non è che mi interesserebbe molto. Alla fine Londra, cioè, capite un po' il mio ragionamento? Potrei anche vincerla questa battaglia, però non mi interessa questo territorio. Non è un territorio importante, nel senso, è un territorio da abbandonare magari. Visto che siamo in pari, io direi di combattere in modalità equilibrata. Vediamo. Ci siamo beccati un colpo. E ci hanno ammazzato, ovviamente. Va bene, sconfitta di misura. Vediamo un po'. Anche da quest'altra parte, altra battaglietta. Rompiscatole. Non so, ragazzi, se combatterla, perché davvero io ho questi 4 gatti. Guardate l'oro delle unità che hanno. Anche se qua dice che possiamo vincere, potrei combatterla, però non è che... sono delle battaglie di confine che davvero non ci cambierebbero nulla in questa zona, perché sono sempre territori da lasciar perdere. Se voi volete vederla la battaglia io ve la farei vedere, però dico, non so fino a che punto possono essere utili. Quest'altra la lasciamo andare, perché ve l'ho detto, tutte queste cittadine, se dobbiamo combattere tutte queste battagliette qui, davvero non penso che sia una cosa intelligente. Tanto ribellione appunto in questi territori. Perché non possiamo abbandonare l'insediamento? Perché? Perché è stato razziato? Ah, addirittura. Ok. Scusate, ragazzi, si era bloccato un attimo il gioco. Intanto una ribellione imminente nel nord, a Cartagine, in Tripolitania. E una missione assegnata. Invadi la seguente regione. Vediamo qual è questa qui. Va bene. Dimmeli. Intanto, ragazzi, torniamo un attimino nel nord e vediamo di abbandonare anche questi altri insediamenti qui. Per esempio Londra ormai non possiamo più abbandonarlo. Questo a quanto pare sì, quindi possiamo lasciarlo perdere. Camdolium lo possiamo anche abbandonare. Eboracum è assediata da mesi, quindi la possiamo lasciar perdere, ragazzi. Vediamo un po'. Anzi, purtroppo no, perché è stata ormai braccata. Se sapevo questa cosa qui dell'abbandonare, l'abbandonavo già prima, tutti questi territori. Ecco, vi dicevo, è inutile combattere qui, distruggere questo piccolo esercito e poi continuare a perdere città. Quindi abbandoniamo anche questa colonia agrippina nel nord. Questa Ductorum e colonia agrippina. Augusta, quindi queste tre le stiamo abbandonando. Abbandoniamo anche questa e quest'altra. Vediamo un po'. Ok. Octordus dov'è? Eccola qui. Argentorum. Prima che le conquistino. Perfetto. Questa è Burdigala, che è... Dov'è Burdigala? Qui sul mare. Vedete, ragazzi, ci sono anche problemi di ordine pubblico. È meglio che lasciamo perdere queste città. Anche questa. Ed Elusa, che deve essere qua. Ok.
Intanto questi maledetti, io direi, e ancora continuano a scappare. Ma basta, che scappate, maledizione. Oh, vediamo un po' di lanciarci con una risoluzione automatica aggressiva. Vediamo di scannarli tutti, ragazzi. Così ci lasciano in pace. Perfetto. Abbiamo fatto altri prigionieri, sicuramente, e li arruoliamo nel nostro esercito per avere sempre unità. Quindi abbiamo ucciso un nemico in battaglia, è deceduto, una fazione distrutta, così non ci rompono più le scatole. Allora, Lugudum, questa cittadina qui la abbandoniamo. Questa invece la lasciamo. Narbo, ecco, il nostro confine inizierà da Vienna. Questa legione la portiamo in avanti proprio qui. Lo so, ragazzi, che potrebbe essere una soluzione molto drastica questa di abbandonare tutte queste città, però fidatevi che i barbari qui nel nord ci attaccheranno, quindi è importante organizzarci. Guardate quanti soldi che siamo riusciti ad accumulare adesso. Sapete quello che combiniamo noi con tutti questi soldi adesso? Ve lo faccio vedere io. Intanto qui la Spagna ce la possiamo al momento tutta tenere, perché non abbiamo grandi problemi. Dobbiamo solo sistemare qualcosa a livello di ordine pubblico. Quindi abbiamo... Anzi no, io direi... Ecco, Burdigala, Avaricum ed Elusa di lasciarle a noi. Lugundum la lasciamo pure. Così Octordus la possiamo perdere. Però lasciamo... Ok, così diminuiamo per adesso il controllo di queste zone. Desolata, Siscia la abbandoniamo. E adesso, ragazzi, potenziamo le nostre infrastrutture e gli eserciti. Intanto questo esercito lo portiamo qua. Quest'altro esercito lo facciamo avanzare. Questo lo mettiamo a difesa di Acqua Sextia. Nel sud avevamo qualche altro esercitino che potevamo far andare via, mi sembra. No. Ecco, per esempio qui lasciamo perdere Cartagine. La lasciamo proprio perdere, anche quest'altra. Vedete dove sono tutti i nemici, ragazzi? Ecco qui. Leptis Magna, queste non sono città dove io voglio concentrare il mio sviluppo. Abbandoniamole tutte. Non ci interessano perdere uomini, soldi inutilmente. Tignis pure, via. Ok, Cesarea. Dov'è Cesarea? Eccola qua, guardate, c'è un esercito lì di fronte. Meglio guadagnare 1200 soldini. Dobbiamo mettere poi... allora, adesso iniziamo a potenziare le nostre infrastrutture. A Roma. Intanto io qui, a Genova, che è un sito di costruzione nuovo. Fontana, Marmista... Campo di adunata, reclutamento militare. Eccolo qua, capacità di reclutamento, sblocco il regolamento di corti. Così iniziamo a Genova a reclutare unità. Poi, attività produttive locali. Sempre a Genova. Conciatore, cava. Ricchezza e costi di costruzione diminuiti. Accampamento della guarnigione a Segusium. Dov'è Segusium? Non voglio questo accampamento, lo smantelliamo e gli mettiamo una cosa nuova. Dov'è? Mediolanum, un altro campo di adunata. Perfetto, così da queste due città reclutiamo da una parte la fanteria a Mediolanum e qua sotto a Genova gli schermagliatori. A Segusium recluteremo la cavalleria, quindi il triangolo della distruzione. Poi non abbiamo più soldi. Qui possiamo reclutare, qui fanteria abbiamo detto. Sotto schermagliatori, questa legione qui la teniamo ben salda. Quindi abbiamo questa legione che si sta avvicinando pian piano con la marcia forzata a Verona. Teniamo l'Aquila sotto controllo. Potenziamo. Va bene così. Salviamo. Vai, ragazzi. In aggiunta alle competenze Abbiamo guadagnato le tradizioni, quindi integrità nel proprio territorio in un alleato, munizioni e reintegro. Ok, logistica. Perfetto. Un governatore a una provincia, lo assegniamo nelle province che ci interessano, quindi in Italia, qua nel sud. Questa si chiama Magna Grecia. Pito Friviano qui in Magna Grecia. Vai. No, è sempre che sbaglio, maledizione. Dov'è la Magna Grecia? Eccola qua. Facci tu. Vai, emaniamo un editto nella Magna Grecia. Produzione di cibo, ordine pubblico.
Velocità di ricerca per gli sviluppi civili, influenza religiosa più 4 al cristianesimo. Ordine pubblico, qualcosa con l'ordine pubblico, produzione di cibo e ordine pubblico. Vai. Non so ragazzi se vi sta piacendo come sto governando tutto, però credo che sia l'unica mossa. Adesso loro addirittura guardate dell'esercito nemico che ci è apparso. Abbandonando le città facciamo come i russi, no? Ci ritiriamo sempre indietro e raccogliamo soldi, provviste e tutta la roba interessante. Così a loro non resta niente, capito? Se no che succede? Tra in guerra contro gli Unni, e ovviamente gli Unni che facciamo? Non entriamo, ci prendiamo altri 1000 soldini. Ma dove li prende tutti questi soldi questo? Qua Costantino. Gli Anglici dichiarano anche guerra. Ovviamente mettiamo nel calderone delle guerre anche questo. Siscia, non siamo riusciti ad abbandonarla in tempo. Però purtroppo a Siscia mi sembra c'era un'epidemia, quindi si beccano l'epidemia anche questi maledetti. No, Siscia non l'hanno conquistata, hanno solo ucciso le persone che c'erano dentro. Cesarea purtroppo non l'hanno assediata. Devo farlo prima. Tignis la stiamo abbandonando. I britanni attaccano Camdolium. Ci sono 94 persone. I Visgoti addirittura. Altre ribellioni, ma non mi interessano. Nella Britannia, Baetica dov'è? In Spagna addirittura. Dalmazia, Cartagine, Tripolitania. Impossibile. Insediamento razziato. Ovviamente. Neanche in Mauritania. Investimento militare. Camdolio superiore. Fame. Britannia superiore. Gallecia, ribellione imminente. Tutta nella Spagna. Magna Grecia. Anche in Magna Grecia. Ehi, no, quale Magna Grecia? Basta. Un attimo, ho capito. Insula occidentale, anche in Liguria, non mi dite. Qua, da queste parti. Certo, abbiamo 130 di ordine pubblico in meno. Qua c'era addirittura un'epidemia. Ragazzi, il problema è questo. Guardate l'ordine pubblico. Allora, qui Napoli, Firenze e Roma vanno bene. Nella Magna Grecia abbiamo problemi. Potete vedere che siamo sotto, ma di un livello mostruoso anche qui. Quindi a Taranto gli mettiamo una bella chiesa. Vediamo come sono. Ecco, per esempio, una chiesa. Qui gli aggiungiamo anche, anzi, no, una chiesa, un Campidoglio. Qui a Reggio Calabria gli mettiamo un battistero. Anzi, no, a Reggio ci sono i servizi sanitari per adesso. Un battistero lo mettiamo a Reggio. A Siracusa ci sono problemi di ordine pubblico pure. Quindi dobbiamo fare qualcosa. Allora ragazzi, a Taranto abbiamo detto gli mettiamo questo. Dopo a Reggio una cappella per alzare l'ordine pubblico. Abbiamo un sacco di soldi. Qui a Genova con tutti sti gran problemi. Ecco, un anfiteatro. Un anfiteatro a Mediolanum per aumentare ordine pubblico. Ok. Ci saranno problemi con il cibo, però. Servizi sanitari più 6, che c'è un problema grosso. Eremo latino. Sacerdoti. Perfetto. Dopo potenziamo questa zona con dei campi.
Cibo, cibo, ricchezza, perfetto. Trasformiamo Segusium, che è qui, in una colonia, in modo tale da dare ordine pubblico, crescita e tutto il resto, anche Genova. E qui nel sud potenziamo anche Siracusa, anzi Reggio, la rendiamo una colonia. Per adesso ragazzi è tutto, io vi saluto, ci becchiamo al prossimo gameplay. Qui abbiamo delle unità che rompono le scatole ad Aquileia. Ci sono per esempio dei maledetti barbari. Ah no, è solo uno. Ah, non è un... Ah, ok, è tipo un giocattolino. Ok, Ravenna, l'ordine pubblico. Noi sto tenendo in tutta questa zona Mediolanum, Segusium. No, Segusium no, Verona com'è qua? Delle unità. Ecco, per esempio portiamo a Segusium questo, perché mi interessano di più. Tentiamo di alzare l'ordine pubblico, ragazzi. Più che... Cioè, cerchiamo di alzarlo. A Vienna, per esempio, i campi... No, 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 che smantellamento. Va bene, ragazzi, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.